Benvenuti a Sumbra de Sonoragi, stagione de Suberano. La vita nelle comunità agropastorali veniva impreziosita da una fitta rete di frequentazioni quotidiane che rendevano il trascorrere del tempo maggiormente piacevole. Nei paesi con pochi abitanti il vicinato si estendeva a tutto il territorio comunale, facendo sì che venissero eletti, quasi spontaneamente, dei luoghi di ritrovo per trascorrere del tempo in compagnia dopo una lunga giornata di lavoro nei campi o al pascolo. Ogni comunità aveva uno o più luoghi di ritrovo fisso per la compagnia di amici e, quando ancora locali come bar o pub non esistevano, spesso coincidevano con le rimesse da lavoro di qualcuno che aveva la fortuna di possederne una. In questi luoghi di lavoro improvvisati, spartani e scarni, gli uomini portavano spesso con sé dalle proprie abitazioni una sedia, perché altrimenti non ve ne sarebbero state a disposizione un numero sufficiente per tutta la combriccola. Gli ospiti portavano spesso con sé anche del vino o altre bevande di produzione propria o acquistate fra quelle di produzione locale, perché era un rito sorseggiare sino a sera inoltrata assieme agli amici di una vita. Questi momenti di convivialità rappresentavano la ripetizione di un rituale che sarebbe andato avanti sino a che le forze avrebbero accompagnato i membri del gruppo, i quali si conoscevano come fratelli e si stimavano come membri di una stessa grande famiglia. Le donne invece, nella netta separazione delle frequentazioni che era in uso nei secoli scorsi, si ritrovavano all'interno delle mura domestiche o in prossimità della casa familiare e, similmente agli uomini, stabilivano dei luoghi dove tenere gli appuntamenti fissi per coltivare i riti antichi dell'amicizia. Al posto delle bevute cameratesche, le donne portavano avanti attività manuale come la panificazione e il cucito. In quella sede venivano poste le basi per l'avviamento delle ragazze più giovani a queste arti che le avrebbero rese buone padrone di casa al momento opportuno. Tanto gli uomini quanto le donne, durante questi ritrovi conviviali, si producevano nell'arte del pettegolezzo come forma di interazione. Parlare di eventi accaduti di recente, specie se degni di attenzione, portava l'enclave a sentirsi maggiormente unita. Oggetto del pettegolezzo poteva essere qualsiasi evento che riguardasse uno o più membri della comunità del paese e poteva altresì riguardare tutte le dimensioni della vita dell'individuo, dal lavoro alla famiglia, agli averi o agli amori, noti o segreti, erano tutti argomenti succulenti da affrontare e giudicare assieme ai propri amici. Ancora oggi, nonostante il passare del tempo, quest'arte, così tramandata e raffinata, continua a coinvolgere molte attività del paese, rendendo evidente come sì, i tempi passino, ma resta immutata la sostanza che forma la comunità umana. S'amigo. È importante a tenere un amico, sempre, in ogni tempo su dessa vita. Aiuta a confronto e vincere una sfida. Poi da gusto è una cosa graziosa, da quantare con amore, preziosa, narrante anzianos e su dicio antico. Commenti su croce voti dessa matta, s'amigo est accanto così confidai, questionai de segretos, arriri e giogai, pure quando est solo o in maladia, dona consiglio su senza de rimoria e ascolta da bene con serietà intatta. Impari con s'amigo si anda atteso, in cambarata manna si va d'allegria, pappendi, buffendi in sana compagnia, contendi conto su de uomini e animalesi, de fatiga, traballo o femmina savattallesi, seziosu a calincuno logo in mezzo. Con s'amigo si finite di avarraie solo, basta che esista da questa bella figura, po' momento su de pregio e de cultura, fidendosi sempre, con vero rispetto, contenta al regoto su beccio su un segreto, e prodotto esti piaceri, uno consolo. S'amico onesto non si tradisce mai, non si scaresciti né si erro né si stari, poita esti uno compagno, uno frati, in una dia di tristezza e dolore a intro, narauso, a quanta dito bene hai strinto, amicizia sincera non da vaga di nai. S'amicizia o s'amistade, come si narra in meda logus de s'isulla nostra, est un altro valore in manno dessa cultura sarda. I sardus si ingegnanta sempre po' agattai occasioni si può essi in compagnia e, commenti traballant a sa terra, con cura e con passione, generalmente i diaici si impegnant a voi amigus puru. Esti diaici?
Esti proprio aici, in terra nostra, in Sardegna, teniti un valore meda importante, s'amico e s'amicizia. Questa è una cosa che son pro dei volte si incarrera da de piccioccheddos e che si da posti si può tutto sa vita, o annos e annos. A volte esti commenti uno de famiglia e impari si rispettano, si aiutano, non si va in sa purca de vari. Difatti, su vero amico, naranta, si vede quando s'altro tieni da bisogno e questo si vada che stai pronto per aiutare a s'altro. E come ti narra sa poesia, appunto, s'amicizia sincera, non da paga di nai. Tesi proprio a Regioi, non da vaga di nai, ma i sardos meda ottasa no parrant a primus, no parrant a sempre in sa vita e noi punti nascius e crescius. Meda ottasa si indipendent andai, po motivo o po s'altro, commenti Eugenio un canquantra poesia. E ita succedi da sa amicizia, quando uno si indandata, commenti si fai di allogai amicizia? Questo è un bello pensamento, poiché è proprio vero, ci punti cose meda importanti in sa vita, come può essere sa salute, sa famiglia, suo lavoro che si permette di vivi bene. Ma pure a tenere un amico serve a ognuno di noi, poiché con amico cresceus, quei anni, giocaus, si spassiaus, e si brazzano i pregi e dolori, e ognuno si aiuta a vari quando serve, che senza di nessun interesse. E in Sardegna questo è un valore meda manno s'amicizia. E quando uno manca da vita che si andanda da questa vita, poi ci cade traballo, poi la mia vita nostra è sempre stato ecce su traballo, è sempre stato uguale, e uno è costretto a se ne andare in continente o a s'estero pure, e torna da vita sua, manca un molto sanno che non è debruso, a che i parentesi e i amici. E questa amicizia nasce dai piccioccheddos, non acaba mai, poiché sa cultura nostra dura per tutta sa vita. Ecco questa amicizia anche noi è una cosa meda sentita. Biuga si scritto un bello libro che si narra proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campitano, pubblicato da Sandi Editori in su 2019, leggisi anche un bello diccio che grazie di bei con questa poesia. Ma dice su centrale in meta, con questa poesia pure, o dice che di vuoi dice, puoi essere meglio su bastonata sa di amico che lusinga sa di nemico. Casti a suo consiglio buon è sempre meglio a tenere gente onesta affatto, no? Questo è proprio vero, se vuoi che s'amico narra da casi sempre cose san faccia, ma non hai sempre. Ma che anche una volta puoi essere paga gradesio, o segamente conca, ma tu fai di poi togli di bene a s'amico e vuole da aiutare. E manco male che fai di aici. Po gusto tocca da parlare attento su lusingas di altra gente, che mancai non ti si porta mai nulla de noso, né de s'aggiudai, e come tennai attenzione ai falsità di se de gallincuno, poiché a chi non ti porta nulla de noso tu fai effetti po interesso, e non certo poiché si vuole da aiutare. E po gustus amigos onestus, u dicio du deneusu. Uno vuoi essere o gli amimi e crasa tui. Ma po cosa sa bella sa o leggiasa? E sto modo denai tra amigos quando si vuole frazzica di una cosa, sia da cosa bella ma a suo proprio modo cosa trista o de dolori puro, ma sempre aiutandosi, rispettandosi, gosendi o soffrendo in pari insomma, sia da cosa de famiglia o de saludi o de traballo, con s'aggiuto torrao, o de cosa de papai o de buffai che sono donna da s'altro. Esti come teccando mes tempos anticos e che all'incuno do fare ancora, si boccia da su con domo, quando si fa niente mandata sa de savezza ai amigos e a su vicinao. E questo via un giro podotto, sa aiutare de pare pari fra vicinao, ma specialmente fra amigos. S'aggiuto torrao, insomma, ma is amigos sempre aici onestus e bonzu vunti. Sempre non adesso sempre aici, poiché ci andate di ogni maniera, sono profondi buoni, poiché io non si c'era tuo amico, pensate che sia da amico buono. E ho detto che ti poi di ma questo è proprio arricchi, non poverità di esti, chi arrudi in poveresa perdi di ogni amico. Balla però, questa è sa razza di amico brulleggia, Questo dicio esti pruso come ti vianendi po' arricche e po' belitati, assomma come i vidas dessa Sardegna con sa cultura che teneva un noso. Quando uno arruida in disgrazia o poveresa, po' uno fatto che dà di cambiare sa vita, insando su vero amico non lo lascia da solo, poi ta proprio insando su teni da bisogno di aiuto o se ti torrai a stantagiai. Su chi si incistese da de uno che esti arribao in disgrazia, non esti di sicuro un amico, ma un uomo interessoso. Ma questo
come ti viene non fai parte dessa cultura dessa Sardegna nostra, è tutta altra cosa. E proprio di aici, enzando a regodeussi sempre, desaggiudai de pare parisi cui amici nostri, che in moi si narra da su karma, però poi sardos è sempre stesso s'aggiudu torrao. E quindi quando io sono strinto su tutti gli amici che fanno parte dessa vita nostra, impari a sa salute, a sa famiglia e a suo lavoro. E quindi sempre con gli amici sempre impari con tutta la vita, che fa piacere a tutti. E certo, enzando su satto piausa sul prossimo episodio e grazie a tutti per ascoltare sempre.